12ª giornata. Dodicesima giornata serie A2, signore e signori, per Armenia Basket Club Bolzano, con 1-0 Caterina Logo, con 1-1 Ara
Bentornati al Palacicogna di Ponzano per la 14ª giornata di campionato, la prima di ritorno in diretta qui su Streaming Sport. La sfida è tra la Posaclima Ponzano e l'Alperia Bolzano. Partita fondamentale in chiave salvezza e per continuare le speranze, per tenere accese le speranze di playoff per entrambe le squadre. Come sapete, se ci avete seguito in questi mesi, Ponzano sta vivendo una stagione piuttosto travagliata e costellata di infortuni. La bella notizia per le biancoverdi e per coach Gambarotto è che Giovanna Pertile, che è fuori dal 22 ottobre, dalla terza di campionato, è tornata ad allenarsi con il gruppo e oggi è in panchina con le compagne. Non dovrebbe poter essere in condizione di scendere in campo, ma è già una bella notizia che si stia allenando con la squadra. C'è un assente per Ponzano che è Caterina Rosar. Bianchi non è al meglio, e dall'altra parte manca Fall per Bolzano. E è ora di iniziare la partita. La palla 2 viene vinta da Varaldi, che ora è in possesso del pallone da Gobbo, che trova Giuliano, che cerca Tivenius, ma la palla arriva a Pellegrini. 10 secondi al termine di questa azione, grande intensità in campo. Varaldi trova bene Gobbo sul pick and roll, che scarica per Tivenius, che però non riesce a chiudere con la mano sinistra, e quindi Bolzano può ripartire con Servillo, che si prende un tiro difficile e lo mette subito. È un tiro da 2 punti. Grande azione di Servillo, che apre l'incontro. Ci riprova Pellegrini, che gioca il pick and roll centrale con Gobbo, cercata da Giuliano ma non riesce a ricevere. Corre bene Bolzano, forse infrazione di passi per Kotnis, che però è bravissima e riesce a chiudere per il 4-0. Parte fortissimo l'Alperia in questa partita, che come abbiamo detto sarà importantissima in chiave salvezza. Ci prova Varaldi e subisce fallo sul palleggio, attaccando con mano sinistra, e quindi è una rimessa laterale per la Posaclima, proprio affidata a Varaldi, che trova Tivenius, che da Giuliano trova in angolo Pellegrini. Gira bene la palla per Ponzano, ma mancano 8 secondi. Pellegrini trova dall'altra parte Varaldi, che prende un tiro da 3 punti e si sblocca Ponzano. Gran tripla di Varaldi, con coraggio contro la zona di Bolzano, che ora può riattaccare. Si cerca ancora Kotnis, che riceve ora, gioca l'1 contro 1 contro Gobbo. Gran difesa del capitano e può ripartire Bolzano. Kotnis, che è la leader tecnica della squadra bolzanina. Intanto Giuliano si prende un arresto e tiro, però è sbagliato, ed è proprio Kotnis a recuperare il rimbalzo. Corre bene Bolzano, si prende un tiro da 3 con assentato, però c'è l'errore, si lotta il rimbalzo, vince ancora Gobbo. Spinge Bolzano con Pellegrini, che attacca, cerca lo scarico, ma prima è arrivato il fallo della numero 7 Partena Crisantidu, e quindi è già il secondo fallo di squadra per Bolzano. Quindi rimessa dal fondo per Ponzano, trovata Pellegrini in angolo, e ora Gobbo a centro area. Gioca bene l'1 contro 1, lo scarico per Pellegrini, tutta sola da 3 punti, il tiro esce, ma c'è Tivenius a rimbalzo, come sempre una furia, e questa volta riesce anche a trasformare i 2 punti, e c'è il primo sorpasso di Ponzano sul 5-4 quando sono stati giocati poco più di 3 minuti e mezzo. Grande palla, grandissimo assist di Vella, però non si trasforma in assist perché è arrivato un errore da sotto, però resta la gran palla e si butta dentro Giuliano con la mano sinistra, sbaglia, ma c'è Gobbo a rimbalzo
lotta, recupera, esce per Pellegrini che si butta dentro, subisce il fallo e trova anche i 2 punti. Grande 1 contro 1 di Pellegrini, migliorata molto nell'arco dell'ultimo periodo anche nel trovare soluzioni vicino a canestro, in avvicinamento a canestro. 7-0 di parziale che può diventare 8 se Pellegrini realizzerà anche il tiro libero. Tiro libero però è corto, ma c'è un fallo a rimbalzo fischiato da Alessia 40, l'arbitro, uno dei 2 arbitri di questa partita insieme a Filippo Castello, e quindi Ponzano resta in attacco. Il fallo è stato subito da Claudia Gobbo, è già il 4º fallo di squadra, un po' sciocco o comunque evitabile questo fallo per Bolzano, ma meglio così per la squadra di casa che ora fatica un po' a fare la rimessa. Trovata Tivenius ancora contro la zona, Giuliano trova bene Gobbo in uscita sulla linea di fondo, Tivenius ancora rimbalza in attacco che scarica per Pellegrini che si prende un altro tiro da 3 e questa volta a bersaglio. 10-4 e 10-0 di parziale per Ponzano, che aveva faticato nelle prime 2 azioni offensive, poi ha trovato un po' le contromisure alla zona ed è arrivato un parzialone che lancia la mini fuga delle biancoverdi, ovviamente costretto al time out coach Roberto Sacchi. Un time out che comunque può far bene a entrambe le squadre. Nello staff tecnico di Ponzano c'è da dire che si è aggiunto Mirko Giamporcaro, quindi uno staff con 3 assistenti per coach Cambarotto, più profondo, con più opzioni, anche più esperienza. Giamporcaro è un tecnico conosciuto qui in provincia di Treviso nel femminile, con già appunto esperienza nei campionati femminili senior. Si torna in campo, concluso il time out, già in campo in realtà l'Alperia. Coach Gambarotto ha ancora qualche suggerimento da dare e sarà rimessa dal fondo sotto il proprio canestro difensivo per Bolzano con Elena Vella, e alza la pressione, alza la difesa Ponzano con Lulu Giuliano che infastidisce Servillo da tutto campo. Perso un po' di tempo per Bolzano che ora gira la palla torna nelle mani di Servillo, cercata Kotnis ma non trovata, si va da Vella che attacca in 1 contro 1 e trova un fallo importante di Tivenius, il primo fallo per la svedese e anche il primo fallo di squadra per Ponzano. Ancora un palleggio, arresto e tiro di Servillo, questa volta è fuori, però si gioca bene al rimbalzo Crisantidou, ma sbaglia. Poi Pellegrini può spingere, si cerca Varaldi, spalle a canestro contro assentato, Varaldi si gira bene, tira cadendo indietro, però cerca il contatto, non c'è il fallo. Tivenius lotta a rimbalzo e disturba Kotnis che è l'ultima a toccare. Intanto c'è anche il primo cambio della partita, esce Crisantidou ed è entrata Caterina Logu. E bella rimessa di Ponzano, è fuori però Varaldi che non si aspettava forse il passaggio di ritorno di Tivenius, che poteva anche forse tirare lì da centro area. E arriva quindi una palla persa per la squadra di casa ed è quindi Servillo che può iniziare l'azione, spinge forte la playmaker bolzanina
e ora si va da Assentato, si cerca dentro Logo, tenuta però bene da Pellegrini, e quindi ancora Assentato che prende un palleggio, arresto e tiro che rimbalza un paio di volte sul ferro. Ovviamente è Tivenius a catturare il rimbalzo e a servire Giuliano. Ancora Tivenius che cerca Pellegrini, gioca un consegnato, Pellegrini prende un tiro da 3 punti, dentro anche questo, 13-4, grandissimo inizio di Ponzano. Dopo il primo minuto shock, è arrivato un parziale di 13-0, ancora aperto. Vediamo se Bolzano si risveglia qui. Ancora Cotnis, gran giocata, ma Varaldi tiene bene, quindi arriva il recupero con Giuliano che spinge forte, in and out in palleggio, trova Gobbo che scarica Varaldi, non si fida, la palla è tornata a Giuliano che prende un tiro da 3 punti, questa volta è fuori, il rimbalzo è di Cotnis, quindi è Vella che può andare in transizione, ma rientra bene Ponzano. Ancora Cotnis, si va pick and roll centrale con Vella che trova Assentato, che però si fa stoppare da Varaldi che in difesa sta chiudendo tutto e va a prendersi anche un meritato riposo. Doppio cambio per Ponzano, escono appunto Varaldi e Giuliano ed entrano Laura Valli e Matilde Bianchi, rientrata dopo l'infortunio alla spalla. È un po' di difficoltà a mettere la palla in campo per Bolzano, arriva un tiro in step back di Giorgia Assentato, grande canestro che ferma il parziale di Ponzano che comunque era di 13-0 e resta 13-2. Ora Ponzano con Valli che sulla linea di fondo prova a giocare 1 contro 1, si trova di nuovo Pellegrini, Valli restituisce, gli ritorna la palla in mano, prende un bel tiro da centro area che però esce, Tivenius non riesce a catturare il rimbalzo, quindi la palla torna nelle mani di Bolzano. 2 cambi, un cambio da una parte e uno dall'altra, esce Tivenius ed è entrata Milena Mioni e fa il suo esordio in campo anche Elena Gualtieri per Bolzano che riparte con Logo che attacca Mioni ma tiene bene, si torna da Servillo che restituisce a Logo, attacca ancora la linea di fondo, bella penetrazione ma esce Valli, cattura un rimbalzo importante con Bianchi ora che spinge la transizione, chiude però il palleggio, Pellegrini gioca il pick and roll, arriva una palla persa e anche un fallo di Marta Pellegrini che questa volta ha un po' esagerato e va anche a sedersi in panchina. E arriva l'ingresso di Francesca Favaretto, una delle più positive negli ultimi mesi difficili di Ponzano. Lei ha dovuto giocare un po' fuori ruolo sostituendo prima Pellegrini poi Bianchi e ora si riprende il suo ruolo da sesto uomo. E intanto grande tripla di Servillo che firma il parzialino di 5-0 per Ponzano ed è quindi 13-9 il punteggio quando mancano 3 minuti alla fine di questo primo quarto. Ottima penetrazione sul fondo di mano sinistra per Laura Valli che trova Milena Mioni sempre pronta a farsi trovare sugli scarichi, che subisce fallo e avrà 2 tiri liberi per sbloccare il punteggio di Ponzano che si è fermato da un paio di minuti. Mioni segna il primo, solo rete per la Vicentina. 14-9 dice il tabellone, sbaglia il secondo, a rimbalzo si avventa Cotnis e ora è Logo a giocare un pick and roll in transizione, si butta dentro Elena Vella che va a subire il fallo, direi di Favaretto. È il primo fallo per la trevigiana ex Marghera, è il terzo fallo di squadra.
sono già 5, superato il bonus per Bolzano, che però ha 2 tiri liberi per riavvicinarsi nel punteggio. Sbaglia il primo Elena Vella. Resta quindi più 5 il margine per la squadra di casa. Segna invece il secondo e arriva in doppia cifra anche Bolzano, che ora alza la pressione. Battuta bene però il pressing dalla coppia Bianchi-Favaretto. Torna alla zona per Bolzano e ora c'è un po' di difficoltà per Ponzano. Prova a batterla Favaretto, che trova uno scarico per Gobbo, che però va corta. Mioni lotta bene a rimbalzo e trova Laura Valli, ricomincia quindi Ponzano, 10 secondi, Gobbo prende un tiro forse un po' affrettato, dato che c'era ancora del tempo per giocare l'azione, quindi a Bolzano ripartire con Kotnis, scusate, che va a prendersi un gancetto da centro area, sbaglia ma c'è il rimbalzo in attacco, il tiro da 3 punti di Servillo questa volta è fuori e arriva un altro rimbalzo in attacco per Bolzano, che ha decisamente ritrovato la verve. Grande finta di Servillo, che però non riesce a chiudere, ma trova Vella in emergenza, che va a subire fallo a 1 secondo dalla fine dell'azione. Con pazienza e caparbietà, direi, Bolzano è riuscita a tirar fuori 2 tiri liberi da un'azione un po' confusionaria, forse un po' ingenuo, un po' di ingenuità per le ragazze di Ponzano, che ovviamente pagano un po' la giovane età, ma coach Gambrotto in generale può essere contento di questo primo quarto, che sta un po' rispecchiando le buone prestazioni delle ultime partite, che sono state sfortunate nel punteggio ma sicuramente positive in termini di gioco. Time out quindi quando manca 1 minuto e 46 al termine di questo primo quarto. Il tabellone dice 14 Ponzano, 10 per Bolzano, trascinata da Servillo, la capitana, con 5 punti. Dall'altra parte invece sono 8 quelli di Pellegrini, ora a riposare in panchina. 3 per Varaldi, 2 di Tivenius, oltre al punticino messo dalla lunetta da Milena Mioni. Si ricomincia quindi con 2 tiri liberi per Bolzano. In lunetta ci va Elena Vella, positiva anche lei in questo primo quarto, sempre al centro delle azioni delle biancorosse di coach Sacchi. Vella segna il primo, -3 quindi per Bolzano. Ancora in lunetta per il secondo tiro libero, e fuori questo sputato dal ferro. Il rimbalzo è controllato in 2 tempi da Milena Mioni ed è Bianchi ad attaccare il pressing bene con Varaldi. Il tiro di Laura Valli è fuori, Mioni prende il rimbalzo in attacco ma sbaglia e arriva un'infrazione di passi sacrosanta di Logo, che è incredula ma è stata abbastanza netta. Bel fischio di dell'arbitro Castello di Schio. Bianchi fa la rimessa dal fondo per Valli a ricevere, che restituisce a Bianchi, uscita dai blocchi. Si va da Favaretto che cerca Mioni, raddoppiata da dentro l'area e non riesce a trovare lo spazio per 1 contro 1 e commette infrazione di passi e va anche a sedersi in panchina. Torna in campo quindi Amanda Tivenius.
che ha dato un buon contributo nei primi minuti della partita con 2 punti e 4 rimbalzi, di cui 2 offensivi, ma anche 2 assist per la svedese, che sicuramente ha iniziato alla grande questo 2023. Ora 10 secondi al termine delle azioni, con Vella che si butta dentro, la palla arriva a Gualtieri che a sua volta cerca una penetrazione attaccando il recupero difensivo e subisce fallo che vale 2 tiri liberi. Sarà quindi un viaggio in lunetta per Elena Gualtieri, classe 2001. Segna il primo, lei che è appena entrata e sbaglia il secondo. Percentuale, cioè tanti errori da entrambe le parti dalla lunetta. 14-12 ancora, alta la difesa di Bolzano, battuto bene il pressing da Bianchi. Valli persa completamente dalla difesa, sbaglia il tiro da 3 punti dall'angolo. Ora in rottura Ponzano, che ha segnato solo 2 punti negli ultimi 5 minuti. 1 contro 1 da dentro l'area di Crisantidu, regge bene Tivenius, la palla si incastra tra ferro e tabellone e la Freccia lascia la palla a Bolzano, che avrà quindi 14 secondi per questa azione. Persa completamente Logo dall'arco dei 3 punti, sbaglia e il rimbalzo è controllato da Bianchi, può spingere, scusate, da Valli, può spingere Bianchi. Mancano 22 secondi al termine del primo quarto, 13 al termine dell'azione, si butta dentro Bianchi che subisce il fallo e saranno quindi 2 tiri liberi per Matilde, che vi ricordo ha subito prima una frattura alla mano, ha recuperato più o meno in un mese e alla seconda partita giocata si è infortunata alla spalla e quindi è tornata proprio da poco a pieno regime, anche se la potete vedere con fasciature sia alle dita che alla spalla. 2 su 2 per Bianchi per il 16-12. 13 secondi al termine di questo primo quarto. Servillo si butta dentro, chiude bene la difesa, arriva il recupero di Laura Valli. 6 secondi, può attaccare Varaldi. 3 secondi, non riesce a girarsi Varaldi, deve tentare un tiro disperato. Si chiude quindi col punteggio di 16-12 il primo quarto tra Ponzano e Bolzano.
Rieccoci al Palacicogna per il secondo quarto di gioco di questa 14ª giornata di Serie A2 femminile, la prima del girone di ritorno tra Posaclima Ponzano e Alperia Bolzano. Si è chiuso sul 16-12 in favore della squadra di casa. I primi 10 minuti, partita andata a strappi con un 4-0 iniziale per Ponzano, un parziale di 13-0 firmato quasi tutto da Pellegrini con 8 punti, e poi gli ultimi minuti combattuti con Bolzano che ha recuperato, che ha rosicchiato qualche punto. Ed è ricominciato quindi la gara con Varaldi che gioca pick and roll, ma chiude il palleggio, 5 secondi alla fine dell'azione. Pellegrini si butta dentro, trova Giuliano in emergenza che prende un bel palleggio, arresto e tiro. Primi 2 per Lulu Giuliano che valgono il +6. Rientra a zona Ponzano con Logo che cerca l'1 contro 1, ma Tivenius tiene bene. No, scusate, Logo si prende un tiro da 3 punti, scusate, prima era ovviamente Crisantidu, e gran tripla di Logo che punisce l'errore difensivo di Bolzano. Ora Valli, si va in punta da Giuliano che trova il backdoor di Varaldi che però viene estesa con un tackle calcistico da parte di Logo, e quindi sarà rimessa laterale per Ponzano, affidata a Valli. Esce dai blocchi Giuliano, 12 secondi alla fine di questa azione. Bel taglio di Tivenius, pescata da Lulu Giuliano. Altri 2 per Amanda Tivenius che valgono di nuovo il nuovo +5 per Ponzano sul 20-15. Ed è Servillo ora che non trova spazio in questa difesa mista con tanti cambi. Servillo si prende un tiro da lontanissima in faccia a Tivenius e arriva a malapena alla retina, e sarà quindi rimessa dal fondo per Ponzano. Arrivano anche dei cambi, rientra Gobbo da una parte e Vella dall'altra, ed è quindi Ponzano con Valli sul lato destro del campo che trova Tivenius in punta. Passaggio consegnato per Giuliano, si va da Pellegrini che finta il tiro, trova bene Valli da 3 punti, persa dalla difesa, il tiro però non arriva al ferro, e quindi Bolzano può ricominciare contro la pressione a tutto campo di Ponzano con Giuliano che infastidisce Vella che supera bene la metà campo, trova l'uscita di Gualtieri che dà ad assentato, la palla torna nelle mani di Crisantidu, si va di nuovo da Gualtieri che attacca Tivenius sulla linea di fondo. Gualtieri prova una rovesciata un po' sfortunata la giocatrice di Bolzano, ma a rimbalzi in attacco fa la voce grossa Crisantidu, e poi arriva un fallo fischiato da Amanda Tivenius, direi è il secondo fallo per lei, che forse è un po' generoso in questa occasione. Premiata l'azione della giocatrice di Bolzano, però arriva il recupero qui di Pellegrini che può andare in transizione. Bella palla di Laura Valli, non riesce però a controllare Tivenius anticipata e può correre in contropiede Bolzano, ma rientra bene Ponzano. Arriva un tiro da 3 punti di Elena Vella, gran canestro per l'ala di che restituisce il -2 alla squadra ospite. C'è
stato un fallo proprio per Bolzano e un doppio avvicendamento. Rientra Sofia Varaldi al posto di Valli con qualche difficoltà in questo primo tempo, e rientra anche Kotnis per Bolzano. Può ricominciare la squadra di casa con Pellegrini che prende un'altra tripla in uscita dai blocchi, ed è di nuovo più 5 per Ponzano, che rientra ancora con questa difesa che fa affrettare un po' il tiro a Kotnis, però arriva un rimbalzo in attacco, si riaccoppiano le giocatrici di coach Gambarotto, si cerca ancora Kotnis che pesca bene Crisantidou, che però sbaglia praticamente un tiro libero. Brutto errore di Pellegrini che passa la palla a un'avversaria, nello specifico Vella. Palla un po', questa volta un po' ambiziosa, di Crisantidou, che restituisce il favore di Pellegrini. Arriva una persa anche per Bolzano e Crisantidou va anche ad accomodarsi in panchina. Rientra Elena Gualtieri quando mancano 6 minuti e 17 secondi al termine del primo tempo. Tabellone dice 23 per Ponzano, 18 per Bolzano, in una sfida molto combattuta. In questo secondo quarto arriva serve un pick and roll con Giuliano, tra Giuliano e Tivenius. La palla è un po' bassa questa volta da parte della playmaker bresciana e Tivenius non riesce a controllare. Arriva quindi un'altra persa, tante perse da entrambe le parti, alcune anche non forzate, diciamo così. Bella azione sulla linea di fondo per Elena Vella, mattatrice in questo primo tempo, che segna con il fallo, e quindi -3 e possibilità di andare sul -2. Cambio forse punitivo di coach Gambarotto, che toglie Giuliano, che si era preso un turno di riposo in difesa in questa azione, che è costato 3 punti però per la bella iniziativa di Elena Vella. Ricomincia quindi Ponzano con Bianchi appunto entrata al posto di Giuliano. Varaldi trova bene Tivenius a centro area, che si libera bene della marcatura di Assentato e trova altri 2 punti. Grande partita della svedese. 25-21 con 5 minuti e 20 da giocare. Ancora Vella, questa volta chiude il palleggio, si va da Kotnis, ma Pellegrini tiene bene e arriva la stoppata in aiuto di Varaldi. Grandissimo tempismo per Sofia Varaldi, che ci ha abituato a stoppate davvero interessanti. Ancora si cerca Tivenius, che è in una giornata strepitosa, e la svedese è già quota 8 con 5 rimbalzi e 2 assist e un 4 su 5 dal campo. Sta facendo davvero male Amanda Tivenius in questo primo tempo, e l'ultimo canestro vale il +6 sul 27-21. Pericolo pubblico numero 1 per la difesa di Bolzano. Resta però Marta Pellegrini, già quota 11 in altrettanti minuti, con 3 su 4 nelle triple. Per ora invece limitata la bomber di Bolzano, Elena Kotnis, lei che è un'ala pivot che viaggia a quasi 15 punti e 7 rimbalzi di media, e che all'andata fece molto male alla squadra di coach Gambarotto con 16 punti. Uno dei punti di riferimento della squadra bolzanina, però finora è ferma a quota
2 in oltre 10 minuti di gioco, con un inusuale 1 su 6 dal campo per lei. Chiaramente deve restare altissima la guardia sulla giocatrice polacca, che resta comunque una minaccia costante per la difesa di Ponzano. Riparte la partita con Assentano e Vella che deve battere il pressing forsennato di Bianchi. Continuano i cambi difensivi. Attenzione, è entrato un Cagnolino in campo, chiaramente viene interrotta la partita. Cagnolino che scivola sul parquet, ora il padrone deve recuperarlo. Bravissimo, è uscito da solo dal campo, e ora sinceramente non mi era mai successo in carriera, quindi il cronometro è stato riportato a 14 secondi. La palla ovviamente resta nelle mani di Bolzano sul punteggio di 27-21. Meglio tenere a guinzaglio i cani durante le partite di basket. Tant'è, riparte Bolzano con Vella che gioca il pick and roll con Kotnis. Bel passaggio a skip per Assentano che attacca, e fischio arbitrale un po' punitivo per la difesa di Ponzano. Forse c'era un'infrazione di passi, ed è il primo fallo di Sofia Varaldi, e quindi saranno 2 tiri liberi per Giorgia Assentano. Assentano sbaglia il primo, resta quindi a quota 2 il suo tabellino personale, e restano 6 punti di divario tra le squadre. Segna il secondo, e questo era il terzo fallo di squadra per Ponzano quando mancano ancora 4 minuti e 26, e qui arriva la persa sulla pressione di Bolzano. Tivenius rimonta bene e devia col piede il pallone, che si perde sulla linea di fondo. Sarà quindi rimessa in attacco per Bolzano. Pericolo scampato per la squadra biancoverde, che ora deve difendere, può difendere a difesa schierata. Kotnis trova fuori Vella che al pick and roll, si torna da Gualtieri che prova un sottomano di destro ma sbaglia, ed è di nuovo Tivenius a catturare il rimbalzo. Ora gioca il pick and roll con Bianchi che va da Pellegrini, altro pick and roll, cerca Capitan Gobbo ma la palla viene deviata, ed è proprio Kotnis a recuperarla con calma. Ora Gualtieri prova ad attaccare perché Tivenius tocca anche questa, recupera il pallone e subisce fallo. Davvero grande partita per la svedese, forse la migliore in questa stagione per lei, che è arrivata alle finali di 4-3 del torneo Red Bull, giocandosi un bellissimo torneo sotto le piramidi. Ma si ricomincia già, ed è tornata tra l'altro in panchina Tivenius. Si è abbassato il quintetto, è entrata Francesca Favaretto che subito sfrutta le sue doti di attaccante per trovare 2 punti in backdoor per il 29-22. Si ricomincia Bolzano con Gualtieri, pick and roll laterale tra Assentano e Logo, e grande palleggio, arresto e tiro di Assentano. Che giocatrice! E quindi è Ponzano ora a giocare il pick and roll laterale. Bianchi attacca al fondo, Varaldi prende un tiro da 3 punti dopo la finta, però è fuori, e quindi può correre Vella
disturbata da Pellegrini, che le fa perdere tempo, e quindi rientra bene Ponzano. Altro pick and roll, altro cambio difensivo. Kotnis attacca al fondo, ma è chiusa bene da Favaretto. Logo prende un palleggio, arresto e tiro. Gran canestro per Caterina Logo. Parziale controparziale di Ponzano, direi di 5-0, e di nuovo -2. Bellissima partita con strappi da una parte e dall'altra. Entrambe le squadre ce la stanno mettendo tutta e non vogliono mollare neanche un secondo, quindi resta super combattuto questo secondo periodo di gioco. Il tabellone dice 29 Ponzano, 27 per l'Alperia Bolzano, quando mancano 2 minuti e 29. Sono 3 i falli da entrambe le parti, quindi occhio anche al bonus in questo finale di primo tempo. Vi ricordo essere una partita importantissima in chiave salvezza, soprattutto per Ponzano, che è reduce da una serie di sconfitte, e quindi ritrovare la vittoria e il referto rosa sarebbe importantissimo per la squadra di coach Gambarotto. Finito ora il minuto di sospensione, anche se le due panchine si stanno prendendo qualche licenza, qualche secondo di licenza. Ecco, rientrano in campo entrambe le squadre, permissivi gli arbitri in questa interruzione, e ricomincia quindi Ponzano con una rimessa sotto il proprio canestro. Alza la difesa Bolzano con una zona press un po' rischioso, il tentativo di passaggio di Bianchi, però intercettato però col piede, quindi si ricomincia praticamente poco prima di metà campo. Ancora Bianchi contro il pressing alto di Bolzano, e ora Favaretto, raddoppiata, cerca Pellegrini che però non riesce a controllare, la palla torna nelle mani di Favaretto, raddoppiata ancora. Cadono 2 giocatrici di Bolzano, ma il fallo è subito da Favaretto, che con la sua forza fisica ha retto lo scontro e ha anche subito fallo, che è il quarto per Bolzano. Importantissima questa azione di Favaretto, che non solo non ha perso il pallone, ma ha anche guadagnato un fallo che vale anche doppio, possiamo dire, perché dal prossimo saranno 2 tiri liberi per Ponzano. Quindi ennesima rimessa laterale, questa volta battuta da Pellegrini, esce dai blocchi Bianchi, ma riceve Gobbo che dà la palla a Bianchi con un end off. Si va dal capitano che cerca Bianchi sul taglio, che viene abbattuta, e saranno quindi 2 tiri liberi, e arriva anche un richiamo per coach Sacchi, anzi arriva proprio un fallo tecnico. Sì, confermo, arriva un fallo tecnico per coach Sacchi, che era da qualche minuto che stava facendo mobbing sugli arbitri, e l'arbitro Filippo Castello di Schio aveva finito la pazienza. Saranno quindi, va in lunetta quindi Marta Pellegrini per il libero del tecnico trasformato, e quindi sale a quota 12 Pellegrini, e ora saranno 2 tiri liberi per Bianchi, che aveva subito il fallo, non su azione di tiro, ma c'è il bonus, e quindi 2 tiri liberi per la piccola playmaker ex-Reyer. Sbaglia però il primo tentativo dalla lunetta, segna invece il secondo.
firmando il +4. Va anche a prendersi un riposo Bianchi, che ricordiamo è reduce da un infortunio. Si alza la difesa di Ponzano, entrambe le squadre stanno difendendo quasi a tutto campo, mette grande pressione Pellegrini che sfiora il recupero su Vella che trova Logo. Scusate l'interruzione, c'è stato un problema col microfono. Resta in attacco comunque Bolzano che batte la rimessa dal fondo con riceve Servillo che gioca il pick and roll con Logo, non attacca contro Tivenius che difende bene, si va in angolo da Vella che prende un tiro da 3 punti in faccia a Giuliano. Grande partita di Elena Vella per il gran tripla, anche per il -1, ed è quindi Pellegrini che trova Favaretto che dà una bella palla a Tivenius che subisce un altro fallo incontenibile. La svedese che si sta facendo trovare pronta su tutti gli scarichi, a rimbalzi in attacco come sempre e anche con una certa efficacia. Saranno altri 2 tiri liberi per Amanda Tivenius. Primo viaggio in lunetta per lei questa sera, segna il primo per il +2. Tanta invasione per le bolzanine sul tiro libero di Tivenius che comunque è trasformato, quindi cambia poco. Già doppia cifra per Amanda Tivenius e +3 per Ponzano, ma è Bolzano ora ad attaccare con Kotnis che cerca l'1 contro 1 su Gobbo, se ne libera bene, prova una rovesciata, sbaglia ma prende rimbalzo in attacco, ed ecco la classe della polacca che arriva proprio nel momento giusto per Bolzano che torna, che è sempre a zona, ma la palla arriva troppo facile a Tivenius che sta facendo il bello e il cattivo tempo contro Kotnis. Altri 2 per Tivenius che valgono il 35-32. Logo trova Servillo che gira bene per Vella, ferma un po' il pallone perché Gobbo anticipa Kotnis che va a bloccare poi per il pick and roll. Ancora Vella si butta dentro, il rimbalzo è controllato da Kotnis che subisce un fallo di Capitan Gobbo che almeno da qui sembrava piuttosto verticale e nel suo cilindro, infatti si lamenta con la coppia arbitrale. È il secondo fallo per Gobbo e saranno 2 tiri liberi per Kotnis. Coach Gambarotto è a colloquio con l'arbitro 40 chiedendo spiegazioni. In effetti almeno da qui sembrava una situazione legale quella di Claudia Gobbo, gli arbitri non l'hanno valutata così. Saranno quindi 2 tiri liberi per Kotnis che però va corto sul primo. E sbaglia anche il secondo con la palla che rimbalza sul ferro un paio di volte. 14 secondi alla fine di questo primo tempo. Pellegrini restituisce a Giuliano, 9 secondi, 7, Favaretto attacca 2 volte, si butta dentro con la mano destra, la palla rimbalza sul ferro ed esce. Tivenius controlla ma il tempo è finito e finisce quindi così il primo tempo con il tabellone che dice Posa Clima Ponzano 35, Alperia Bolzano 32.
Rieccoci in diretta dal Palacicogna qui su Streaming Sport per la 14ª giornata di campionato, la prima di ritorno e la prima del 2023 al Palacicogna in casa per Ponzano. È una partita che sta rispettando le attese, importantissima in chiave salvezza. Il primo tempo è stato super combattuto, è andato a strappi con parziali e controparziali. Per ora il punteggio sta premiando la squadra di casa sul 35-32. Mattatrici di questo primo tempo sono state Tivenius con 12 punti e 7 rimbalzi e Pellegrini, anche lei a quota 12 per Ponzano e 11 punti per una super Elena Vella. È ricominciato intanto il match con Bolzano che ha il primo possesso e arriva però un fallo in attacco per un blocco in movimento di Caterina Logo, che si è mossa per liberare Giorgia Assentato in questa azione a 2. Quindi arriva un'altra persa per Bolzano. Entrambe le squadre non hanno brillato da questo punto di vista. Sono state 9 da una parte e 6 dall'altra nel primo tempo. Tivenius intanto ricomincia da dove aveva finito e pesca nuovamente Bolzano in fallo, anzi in particolare Caterina Logo, che per sua sfortuna ha iniziato malissimo questo secondo tempo con 2 falli in meno di 30 secondi e sono stati il terzo e il quarto personali ed è quindi costretta a ritornare in panchina. Ancora contro la zona Ponzano che prova a bucarla con la tripla frontale di Giuliano, che però è corta. Ed è quindi Bolzano ad attaccare con il pick and roll tra Vella e Kotnis. E Vella non va dal lato del blocco, attacca al fondo ma pesta la riga ed è quindi un'altra persa per Bolzano. E quindi è Ponzano ad attaccare con Giuliano. Si cerca ancora Tivenius ma Pellegrini gioca il pick and roll. Ora è Tivenius frontale, attacca con la mano destra e subisce un altro fallo che segna. L'arbitro ha considerato la continuità dell'azione, forse era ancora sul palleggio il fallo, ma meglio per Ponzano e meglio per la giocatrice svedese, sicuramente alla sua miglior prestazione stagionale. Davvero incontenibile la lunga svedese e segna anche il tiro libero. Primi 3 punti di questo secondo tempo per Ponzano, che quindi allunga sul 38-32. E ora Bolzano deve attaccare contro la pressione della formazione di casa, che ancora accetta tanti cambi. Persa un po' Assentato sul perimetro ma fallisce la tripla e il rimbalzo è controllato da Pellegrini, che può correre, gioca un pick and roll laterale con Varaldi, attacca al fondo ma non c'è spazio. La palla arriva a Giuliano che gioca un end off con Gobbo, che salva un passaggio un po' lungo, attacca la linea di fondo, prova un tiro in rovesciata, sbaglia ma si prende il rimbalzo e però commette infrazione di passi. Apprezzabile però la tenacia del capitano, che come la sua compagna di reparto Tivenius non si tira mai indietro nella lotta. E ora è Bolzano ad attaccare. Varaldi sfiora il recupero ma tiene bene, controlla bene la palla Vella, ed è Assentato ora ad attaccare ma non c'è spazio e quindi Servillo deve prendersi un tiro difficilissimo. Lei che comunque può metterli e ne ha già messi un paio ad inizio gara, ma questa volta la palla gira sul ferro ed esce.
Gobbo finta il consegnato, trova Pellegrini che esce in palleggio, torna sui suoi passi, va da Gobbo, altro end off, si va in punta ora da Giuliano, pick and roll con Tivenius, blocco Marmorio che libera Giuliano per un tiro abbastanza facile, fallito però da Lulu, quindi Servillo può attaccare, trova un bel passaggio per Assentato che però questa volta sbaglia il tiro dalla lunga distanza e quindi è Ponzano che può attaccare con Varaldi che non sa bene cosa fare del pallone, lo dà Giuliano, poi trova il taglio, viene fischiata una contesa perché Servillo si è buttata con grande iniziativa sul pallone che era nelle mani di Varaldi. La freccia questa volta premia Ponzano ed è Tivenius ora in punta, trovata Pellegrini che tira da 3 punti, sbaglia, ma Tivenius sempre lei a rimbalzi in attacco, ne pesca un altro e subisce l'ennesimo fallo. Ha davvero messo in grande difficoltà tutta la difesa di Bolzano e torna quindi in lunetta la svedese, questa volta sbaglia, il primo errore per lei che era a 3 su 3 finora dalla linea della carità, sbaglia anche il secondo, questa volta anche piuttosto malamente. Brutto errore per Tivenius che però per ora si è caricata la squadra sulle spalle. Il suo score personale dice 15 punti con 6 su 7 dal campo e 8 rimbalzi e 2 assist. È Bolzano ora ad attaccare contro la zona di Ponzano, chiude il palleggio, si va in angolo da Assentato che gioca un pick and roll, si va da Valli che prende un tiro, scusate Vella che prende un tiro, va solo sul ferro, quindi Varaldi a superare la metà campo e palleggio. Giuliano rifiuta il pick and roll di Tivenius e perde la maniglia, brutta palla persa di Giuliano che forse è un po' stanca, lei che durante la pausa natalizia non è stata al meglio, ha dovuto curarsi un po' per i tanti acciacchi che ha dovuto sopportare nei mesi scorsi. Attacca bene ora Bolzano, ma Varaldi copre il buco attaccato da Coxis, arriva una doppia conclusione da parte di Assentato che era andata a recuperarsi un rimbalzo in attacco. È arrivato un altro rimbalzo in attacco di Crisantidou che questa volta subisce fallo proprio a rimbalzo e quindi sarà rimessa dal fondo per Bolzano che è già in bonus, e invece è il primo fallo di questo quarto per Ponzano. 10 secondi alla fine dell'azione con Servillo che attacca e subisce un altro fallo ed è il quarto di Claudia Gobbo. Sono già 2 le giocatrici gravate di 4 falli, una da una parte e una dall'altra, Gobbo e Logo, ed è quindi Mioni a fare l'ingresso in campo. Quindi coppia di lunghe Tivenius-Mioni per Ponzano ed è Servillo che attacca Giuliano che però tiene benissimo in difesa, si accoppia bene anche Mioni, difende benissimo anche Varaldi che stoppa, ma il contatto è giudicato falloso da 40 e saranno quindi 2 tiri liberi per Elena Vella. La migliore per Bolzano nella prima frazione.
e ora potrà arricchire il suo bottino e soprattutto accorciare il divario dalla lunetta, ma sbaglia il primo tiro libero. Lei che era 3 su 5 finora, quindi 3 su 6. Sbaglia anche il secondo, c'è il rimbalzo, è controllato da Varaldi che si avventa sul pallone ed è Giuliano ad attaccare forte. Si è ripresa Lulu Giuliano dopo qualche giro a vuoto, va a subire fallo e, come detto, Bolzano è in bonus e sono quindi 2 tiri liberi per Giuliano, che sbaglia il primo con la palla che gira sul ferro. Resta quindi 38-32 il punteggio. Si muove ora il tabellone, più 7 per Ponzano quando mancano 5 minuti e 20 secondi alla fine di questo terzo quarto. Attacca Bolzano, si va da Kotnis che fronteggia, tira contro Tivenius ma sbaglia. Bel rimbalzo di Pellegrini che spinge sul lato sinistro, ora attacca centrale, Pellegrini segna, grande incursione di Marta Pellegrini che costringe al time out coach Sacchi per il più 9. È ritornata alla grandissima Marta Pellegrini, anche lei sfortunata in questa prima parte di stagione, ha infortunio alla caviglia che l'ha tenuta fuori quasi 2 mesi e poi ha faticato a rientrare con i dolori che andavano e venivano. Finalmente ha avuto un po' di continuità negli allenamenti e direi che si sta vedendo alla grande dopo i 9 punti della settimana scorsa con 3 triple consecutive. Oggi è già a quota 14 con 3 su 5 da lontano, 2 su 2 da dentro l'area e 1 su 2 dalla lunetta. Gran partita anche per Marta Pellegrini, quindi finito ora il time out richiesto da coach Sacchi, che ha visto la sua squadra scivolare sul -9 e soprattutto deve ancora realizzare un canestro in questo terzo quarto quando sono già passati quasi 5 minuti. Servillo a lanciare l'azione, si va a Kotnis che non è stata particolarmente efficace fino ad ora per Bolzano. Arriva un tiro da 3 punti ben contestato dalla difesa, non arriva al ferro assentato e la palla però arriva nelle mani di Daniela Servillo che trova 2 punti sui rimbalzi in attacco e arriva una palla persa di Ponzano che costringe Giuliano a fare fallo, giudicato antisportivo dall'arbitro, da cui sembrava fosse andata abbastanza sul pallone. Sicuramente è stato un intervento duro per non far segnare e quindi da regolamento ci sta l'interpretazione. Di Filippo Castello, quindi saranno quindi 2 tiri liberi più il possesso per Bolzano, realizzato il primo da Giorgia Assentato, classe 99, segna anche il secondo. Sale quindi a quota 8 la giocatrice di Bolzano e si riapre decisamente il match con Bolzano che è sotto di 5 lunghezze ma con il possesso in mano. Esce dai blocchi Vella che dà la palla a Gualtieri, trova Kotnis che però non attacca, deve forzare Gualtieri e quasi rischia la giocata di tabella.
Arriva però l'errore e il rimbalzo per Ponzano, che può ripartire. Varaldi cerca Tivenius, pescata bene lo scarico per Bianchi, che attacca e subisce il fallo di Assentato, che era caduta sulla finta. D'altra parte non si può certo sfidare al tiro Bianchi, che va a conquistarsi così altri 2 tiri liberi. Lei che in questa partita è a 3 punti con 3 su 4 proprio dalla lunetta. Sbaglia però il primo, tanti errori, lo dicevamo anche prima, da una parte e dall'altra. 9 su 15, quindi 9 su 16 in realtà con questo tiro libero. Segna il secondo tiro libero, 7 su 15 per Bolzano, quindi entrambe le squadre, come detto, non stanno tirando particolarmente bene a cronometro fermo. Ora è Bolzano che deve attaccare ancora la zona di Ponzano e lo fa Vella, che scarica per Assentato, che questa volta sbaglia. La palla carambola e l'ultimo tocco è di una giocatrice in maglia rossa, e quindi può ripartire Ponzano con una rimessa dal fondo, quando il tabellone segna 3 minuti e 45 da giocare in questo terzo quarto, e 42-36, quindi più 6 per Ponzano, che attacca con Pellegrini. Ancora la zona di Bolzano, Varaldi si va da Bianchi, che trova dentro benissimo Tivenius, che ancora segna subendo il fallo. Ricomincia a macinare punti Amanda Tivenius e sale a quota 17 ed è già in doppia. 17 punti, 10 rimbalzi, di cui 3 offensivi. Spettacolare partita per Tivenius, che sbaglia anche questo tiro libero. Dopo aver segnato i primi 3 ha sbagliato gli ultimi 3. Lei che effettivamente non è molto continua dalla lunetta, ma poco male, sicuramente non va ad intaccare la sua prestazione. Bolzano che ora attacca, forza un po' l'1 contro 1 Valli, ma Varaldi la tiene benissimo. Arriva però uno scarico per Gualtieri, che punisce da 3 punti, ma è già di là Ponzano con Varaldi, che tira da 3 punti ma è corto, e quindi riparte Bolzano sul -5. Altra tripla dall'angolo di Giorgia Assentato, 6-0 in un amen, 2 triple e partita di nuovo riaperta, e margine risicatissimo per Ponzano, che è sempre stata sopra dopo il 4-0 iniziale. Ha provato la fuga più volte, andando a +9, a +8, varie volte a +6, ma la forza dei nervi di Bolzano è sempre stata di classe, e davvero le ragazze di coach Sacchi non hanno mai mollato. Hanno subito vari colpi da KO, ma non vanno al tappeto. Prima con Vella, ora con Assentato. Il 7 su 17 da 3 punti è sicuramente la chiave per ora di questo -2 di Bolzano, che sta tirando meglio da 3 che da 2, e quasi meglio da 3 che ai liberi anche. Dall'altra parte c'è un 4 su 12, comunque non male per Ponzano. Sono arrivati i bersagli grossi da Varaldi, che ha 1 su 3, e da Pellegrini, che ne ha infilate 3 su 5 tentativi. E ricomincia, si torna quindi in campo sul 44-42 con 2 minuti e 49 da giocare in questo terzo periodo di gioco. Tivenius a effettuare la rimessa contro la pressione
di Bolzano, superato no, arriva una palla persa di Favaretto, che questa volta si fa ingannare dal raddoppio portato a metà campo, e quindi Bolzano può attaccare addirittura per il sorpasso quando un minuto fa sembrava morta. Gran difesa però di Favaretto, che tiene bene Vella, costringendolo a un tiro difficile che non arriva al ferro, e quindi Ponzano deve ricominciare l'azione ancora contro il pressing, questa volta battuto bene da Laura Valli, che con le sue braccia lunghe passa sopra al raddoppio portato dalle giocatrici di Bolzano. Viene anche fischiato un fallo, in questo caso generoso, forse in favore di Laura Valli, che segna il primo tiro libero. Vi ricordo che entrambe le squadre sono in bonus. Primo punto per Valli, segna anche il secondo. La palla entra dopo un paio di rimbalzi sul cerchio, e quindi di nuovo più 4 per Ponzano, e di nuovo difesa alta con Favaretto che scippa, assentato, e va a depositare il più 6. Gran giocata di Favaretto con il suo agonismo, e ora Bolzano ad attaccare con Vella, tenuta bene da Valli, che disturba il tiro. Grandissima difesa per l'ex Milano, ed è Favaretto a trovare Tivenius, che pesca bene Mioni, che sbaglia però dal mezzo angolo, e quindi Bolzano può attaccare con un passaggio che quasi esce dal campo, e permette a Ponzano di recuperare bene, di rientrare bene in difesa. È Servillo a giocare il pick and roll, si va in angolo ora da Assentato, che però sbaglia il tiro. Gualtieri rimbalza in attacco, la palla arriva nelle mani di Elena Vella, che caccia un'altra tripla. Percentuali altissime per le bolzanine, che restano lì sul -3, ma ancora Tivenius, trovata alla grande da Favaretto, e la svedese è una sentenza. 19 punti per lei, e ennesimo più 5 per Ponzano. Valli sfiora il recupero e la palla esce sul fondo. Grande difesa di Ponzano, che sta cambiando praticamente su tutto, in ogni situazione, e tutte le ragazze stanno sacrificando tantissimo in difesa. Ora è Gualtieri che attacca al fondo, tenuto bene da Mioni, la palla gira bene però per Bolzano, che prende un altro tiro da 3 punti, arriva il rimbalzo in attacco di Gualtieri. Kotnis è libera di nuovo dall'arco, questa volta doppio errore, ma Gualtieri pesca un altro rimbalzo in attacco. Ovviamente questi cambi portano anche a accoppiamenti strani, e quindi pericolo a rimbalzo, e tripla di nuovo di Elena Valli, questa volta appoggiandosi al vetro. Anche un po' di fortuna per Bolzano, che deve difendere nell'ultima azione. 10 secondi, Bianchi attacca, cerca Mioni, che la palla però è un po' bassa, e arriva una palla persa quando mancano 6 secondi alla fine di questo terzo quarto. 4 secondi, dovrà andare Vella, che cerca un tiro difficilissimo, esce il punteggio di questo terzo periodo, e quindi Posaclima Ponzano 50, Alperia Bolzano 48.
E rieccoci in diretta dal Palacicogna su Streaming Sport per l'ultimo e decisivo periodo di questa prima giornata del girone di ritorno tra Posaclima Ponzano e Alperia Bolzano. Terzo quarto bellissimo e molto divertente da vedere per il numeroso pubblico accorso qui al Palacicogna, con Ponzano che ha provato a scappare varie volte toccando anche il +9, ma Bolzano è sempre rimasta, cioè ha avuto la forza di reggere con 3 triple negli ultimi 2 minuti, l'ultima anche di tabellone di Elena Vella. E intanto inizia malissimo il primo quarto per Ponzano con Capitan Gobbo che, avventandosi su un pallone, commette il suo quinto fallo personale e deve quindi abbandonare il campo prematuramente. Riattacca quindi Bolzano con un pick and roll laterale di Servillo che trova Kotnis, si va di nuovo da Vella che chiude il palleggio, Servillo prende un tiro quando mancavano ancora 2 secondi, la palla finisce nelle mani di Favaretto che rallenta un attimo, Bianchi trova Mioni che fronteggia un po' forse lontano dal canestro, si mette spalle a canestro ma con un po' troppa veemenza, e Servillo, che è classe 89 e le ha già viste tutte, subisce lo sfondamento e quindi arriva una palla persa per Ponzano ed è quindi Bolzano che può attaccare per il pareggio o per il sorpasso in caso di giocata da 3 punti, con Kotnis che dà la palla a Vella che prende un palleggio, arresto e tiro fuori, il rimbalzo è catturato dalla più piccolina Matilde Bianchi che trova Favaretto, Mioni guarda dentro a Tivenius ma non riesce a dare la palla, Valli attacca ma non c'è spazio, Mioni ancora contro Servillo, 10 secondi al termine dell'azione, Bianchi, bel lob dentro per Tivenius che questa volta si mangia un canestro che almeno da qui sembrava abbastanza facile, ed è quindi Bolzano che ci prova con Kotnis, marcata da Favaretto che tiene duro, ma Kotnis si gira benissimo, tiro di sinistro, sbaglia, prende il rimbalzo in attacco e subisce il fallo di Valli. Ancora una grande difesa di sacrificio per tutte le ragazze di Ponzano che stanno reggendo benissimo sui cambi, ma questa volta è stata semplicemente più brava Elena Kotnis, che è sicuramente una delle star del campionato, e quindi è Bolzano ora che prende un tiro da 3 punti con Servillo un po' forzato e sbagliato. Bolzano che però sta tirando piuttosto bene da lontano, già 9 le triple a bersaglio. A rimbalzo comunque è stato subito un fallo da parte di Ponzano che deve attaccare contro la pressione fortissima di Bolzano, arriva quindi una palla persa e in contropiede sbaglia però Vella contestata da Favaretto e quindi riparte Ponzano con Bianchi che trova in angolo Varaldi che le restituisce il pallone, può attaccare in pick and roll, Bianchi si prende un palleggio, arresto e tiro dietro al blocco e spara la bomba del +5 rispondendo con la stessa moneta delle avversarie. E ora è arrivato un tecnico, un altro tecnico per Bolzano. Sinceramente non ho capito il motivo, ma grandissima personalità di Matilde Bianchi che è nell'animo una guerriera, non si tira mai indietro e nelle situazioni di difficoltà mette sempre il suo mattoncino. E intanto appunto è arrivato un tecnico che manda in lunetta Laura Valli, che però
sbaglia dalla lunetta, era una bella occasione per allungare gratis, diciamo, per Ponzano. Comunque è importante questo tecnico, perché il possesso però era di Bolzano e quindi la palla infatti la palla resta alle biancorosse di coach Sacchi, che a loro volta attaccheranno il pressing di Ponzano con solo 7 secondi da giocare. È trovata Servillo, che supera abbastanza agevolmente la metà campo e chiama il gioco con Logo, che è appena rientrata, lei che è gravata di 4 falli. 10 secondi alla fine dell'azione, Favaretto come una pantera recupera il pallone e Bianchi può attaccare sulla linea di fondo, questa volta però si fa stoppare, ha chiesto troppo dalle sue doti e Favaretto fischia un fallo, Favaretto commette un fallo con l'arbitro che stava per segnalare un antisportivo. Poi derubricato a fallo normale, come effettivamente sembrava essere. Arrivano dei cambi anche. Le ragazze da entrambe le parti cominciano a essere stanche, è una partita intensissima dal primo minuto e Gualtieri ora attacca contro Bianchi, che aveva bucato l'anticipo, e quindi è di nuovo -3 e di nuovo Ponzano che deve attaccare contro la pressione di Bolzano. Arriva un passaggio sbagliato da parte di Valli, che non trova le mani di Varaldi, che ha comunque la lucidità di recuperare il pallone e commettere infrazione di ritorno, e quindi poter difendere la difesa schierata contro l'attacco di Bolzano, che trova subito un vantaggio che consente un tiro. Il tiro non arriva al ferro. Indovinate un po' di chi è il rimbalzo? Di Tivenius, che subisce anche il fallo. 11° rimbalzo della partita della svedese e 4° fallo per Crisantidou, terzo di squadra, ne ha già 4 invece Ponzano, che quindi manderà in lunetta alle avversarie ogni volta. Disastro sfiorato tra Bianchi e Varaldi, che però si salvano. Intanto è entrata anche Pellegrini al posto di Valli. Varaldi che dà a Tivenius 9 secondi. Bianchi può giocare un pick and roll con la svedese, si va da Pellegrini che prende un palleggio, arresto e tiro da 3 punti. La fortuna aiuta gli audaci e questa volta il ferro premia Pellegrini, che infila la 4ª tripla della sua partita e sale a quota 17, regalando il +6 a Ponzano. E arriva un altro fallo subito da Amanda Tivenius per liberarsi. Crisantidou allarga il braccio, commette il 5° fallo e Tivenius quindi recupera un altro pallone. Partita favolosa di Tivenius, quasi perfetta. 6 minuti quindi da giocare in questo quarto periodo, con Ponzano che ha 6 punti di vantaggio, ed è rientrata Lulu Giuliano per questo rush finale. Attacca bene il pressing Varaldi, che trova Tivenius, si va poi da Favaretto in angolo, si cerca ancora Tivenius. Favaretto attacca la linea di fondo, scarica per Tivenius che viene stoppata da dietro, forse diciamo sospetto il contatto, ma la palla resta comunque nelle mani di Ponzano, con una rimessa dal fondo. Pellegrini si va da Favaretto, 6 secondi, bellissima palla dentro di Favaretto per Varaldi, che di tocco prova a trovare Tivenius, che però non comprende il colpo di genio di Varaldi, che sicuramente infaretra questo tipo di giocate. Attacca bene il pressing
Gualtieri, non magari in modo canonico a passaggi, ma trova un pertugio, si butta dentro e subisce fallo, trovando 2 tiri liberi, perché ricordiamo che a questo punto entrambe le squadre sono in bonus. Il DS Santon chiama raccolta al pubblico per questo finale incandescente di partita. Segna intanto il primo Gualtieri, segna anche il secondo, solo rete per la Bolzanina, e Ponzano che deve ancora attaccare il pressing bene con Varaldi e Francesca Favaretto che ne mette altri 2, ancora più 6. Ponzano sembra aver abbastanza preso le misure al pressing tutto campo, e quindi è Bolzano ora a riattaccare con un pick and roll con Logo, ora che attacca centralmente, stoppata ancora di Varaldi che chiude tutto. Pellegrini controlla il pallone, si va da Giuliano, ancora Pellegrini che aspetta Tivenius per il pick and roll. Trova Varaldi, Pellegrini si alza ancora a 3 punti e spara, segna e costringe al time out coach Sacchi. Più 9 per Ponzano, altro più 9, e vediamo se Bolzano avrà di nuovo la forza per rialzarsi da quello che sembra di nuovo un colpo da KO. Ma aspettiamo a dirlo, perché Bolzano davvero dal punto di vista nervoso sta giocando una grandissima partita, è sempre riuscita a ricucire gli strappi nei vari tentativi di fuga di Ponzano, che sta giocando a sua volta una partita encomiabile sotto vari punti di vista. Lo dicevamo, era almeno da 3 settimane, da prima della pausa di Natale, che Ponzano aveva ritrovato, aveva fatto vedere buone cose durante le partite senza mai trovare la vittoria, anche per le avversarie che aveva trovato di fronte, le prime in classifica, e con un'avversaria alla portata come Bolzano diciamo che vede lo striscione nel traguardo. Da davanti sono quindi 9 i punti di vantaggio per Ponzano, 61-52 con 4 minuti e 50 da giocare, e Bolzano che deve attaccare ora e anche accelerare un po' i tempi, e si va da Gualtieri che scivola, però Favaretto si butta, Gualtieri però bravissima, recupera, va da Kotnis che trova in emergenza Vella che gioca un pick and roll difeso bene da Mioni, scusate, da Pellegrini, ed è Tivenius ancora a prendere il rimbalzo. Coach Gambarotto spinge le sue ad alzare il ritmo perché sente l'odore del sangue. Tivenius si libera bene ma sbaglia là sotto, ma si prende rimbalzi in attacco e subisce fallo. Andrà in lunetta per il possibile più 10, la doppia cifra di vantaggio che anche psicologicamente potrebbe essere significativa. Tivenius però, che era partita con 3 su 3 dalla linea della carità, ha sbagliato gli ultimi 3 tentativi. Vediamo se ora ritroverà la mano dei primi minuti, lei che è già a quota 19. Corto il primo, restano quindi 9 i punti di vantaggio per la squadra di casa. Sbaglia anche il secondo. Continua quindi la battaglia fino all'ultimo qui al Palacicogna. Tivenius bene in difesa, Varaldi su Logo che non si fida, e quindi è Vella a dover attaccare proprio con il pick and roll. Altro cambio, Varaldi tiene bene, Logo è contro Favaretto, deve trovare un tiro in avvitamento ed è sbagliato.
solo maglie nere a rimbalzo, si va quindi da Pellegrini. Varaldi, c'è tanto spazio per Favaretto che attacca con la mano sinistra, si arresta, forse un'infrazione di passi non fischiata. La palla comunque arriva nelle mani di Bolzano, che attacca con Kotnis, che però non ha la forza di giocare 1 contro 1, e quindi Favaretto recupera un altro pallone e Pellegrini sapientemente abbassa un po' i ritmi, chiama L, è un pick and roll con Tivenius. Pellegrini, arrivato il cambio, Pellegrini non lo attacca, ma trova Sofia Varaldi in punta, che tira da 3 punti e spara il più 12, seconda tripla per Varaldi, e più 12 a 3 minuti dalla fine. È Vella che attacca al fondo, trova benissimo Giorgia assentato, che si fa rivedere dopo qualche minuto. La coppia Vella assentato è sicuramente quella che ha fatto più male a Ponzano. La bomber Kotnis invece non efficace come al solito, tant'è che esce quando mancano 2 minuti e 55, si abbassa notevolmente il quintetto di coach Sacchi. Sono 2 tiri liberi per Giorgia assentato, segna il primo e fa 4 su 5 personale, 5 su 6 e meno 10 con 2 minuti e 55, e ancora il pressing alto con Pellegrini che trova Tivenius e supera bene la metà campo. Tivenius si gira, si libera con una finta, trova Favaretto che tira da 3 punti e questa volta il ferro dice no, e Bolzano può tornare ad attaccare e alzare i ritmi. Ponzano non può sicuramente alzare le mani dal manubrio. Bolzano attacca ancora con Gualtieri, e però Varaldi arriva con le sue mani dappertutto, recupera e subisce anche fallo, e saranno quindi 2 tiri liberi. Ed era anche il quinto fallo. No, non è vero. Esce però Gualtieri, positivissima in questo finale di partita, e rientra Kotnis. Ovviamente coach Sacchi torna con le sue punte di diamante per questo sprint finale. Segna il primo Sofia Varaldi e segna anche il secondo. Tutti i suoi, gli ultimi 5 punti di Ponzano, che torna sul più 12, sul 66 a 54, e Bolzano ora fatica, ma un bel tiro praticamente dalla lunetta con Logo, che riporta Bolzano sul meno 10. Giuliano con un passaggio un po' rischioso supera bene però il pressing, e ancora contro la zona. Pellegrini va da Varaldi che trova Giuliano sul lago, la prende, un palleggio, arresto e tiro dai 4 metri e lo mette, 68-56. È Vella ora ad attaccare e non arriva la palla nelle mani di Kotnis per la grande difesa di Pellegrini e Tivenius. E ora la terza vittoria in campionato per Ponzano è sempre più vicina. Ancora il pressing, ovviamente Servillo deve giocarsi tutte le sue carte, ma Giuliano attacca benissimo, trova Pellegrini ora che si mette spalle a canestro, a 7 metri dal canestro, e la palla gli ritorna in mano contro Kotnis. 4 secondi, attacca bene Pellegrini che trova Tivenius che non riesce a tirare in tempo. Arriva quindi una persa per 24 secondi, ma va bene lo stesso per Ponzano, che ha fatto trascorrere tutti i secondi a sua disposizione. Ne mancano 79 alla fine di questa partita davvero entusiasmante. Pellegrini sfiora anticipo, ma non riesce a controllare il pallone, quindi 16 secondi per terminare l'attacco per Bolzano che parte da una rimessa laterale, esce dai blocchi
assentato, arriva adesso l'anticipo di Pellegrini che in contropiede subisce il fallo. Grande azione di Pellegrini, lei che non è una specialista difensiva ci sta sicuramente mettendo del suo in entrambe le metacampo. È già a quota 20 con 5 su 7 da 3 e in difesa ha fatto un paio di recuperi e ha recuperato qualche rimbalzo che sembrano essere decisivi. 69 per Ponzano, più 13 e 21 punti per Marta Pellegrini che sale a quota 22. Ponzano vola più 14 e arriva il meritato cambio per l'applauso. Pubblico in piedi per Marta Pellegrini e Sofia Varaldi che possono tornare in panchina e festeggiare. Abbracci in panchina tra compagne. Non è finita perché Kotnis ne mette 2, ma manca meno di un minuto e i punti di divario sono 12. Chiaramente Ponzano non può smettere di giocare, mancano ancora 45 secondi. Giuliano va da Valli, ancora Giuliano che giocherà un pick and roll con Tivenius che cade, c'è un incidente. 4 secondi, 3 secondi, la palla resta nelle mani di Ponzano con 2 secondi e una rimessa laterale. Ora sì può iniziare a festeggiare per Ponzano che si toglie una scimmia dalla spalla, un gorilla dalla spalla, perché le sconfitte consecutive erano arrivate a 7 e ora questa vittoria sarà fondamentale in chiave salvezza e perché no playoff. Ciliegina sulla torta la mette Francesca Favaretto, che giocatrice, che recupera anche il pallone e va anche in contropiede. Prova uno scarico per Mioni che non controlla e commette anche un fallo che regala 2 tiri liberi a Bolzano. Applausi tutti in piedi anche per Amanda Tivenius, alla miglior partita in maglia Ponzano, 19 punti e 14 rimbalzi. Lei che settimana scorsa aveva anche subito un infortunio al gomito e ha lottato contro una serie di acciacchi anche lei, come tutta Ponzano, e che finalmente può festeggiare una vittoria. Bolzano ci crede ancora, ma ora è finita, Bolzano ha smesso e Ponzano vince quindi la 14ª giornata di campionato, la prima di ritorno. Il giro di ritorno comincia al meglio con una vittoria casalinga 72-60. Vediamo se riusciamo ad andare a intervistare i 2 allenatori. C'è sicuramente motivo per festeggiare, contentissime le ragazze di coach Gambarotto e bello, grandi sorrisi, abbracci, qualche lacrima forse ci sta, perché Ponzano, come detto, ha lottato contro una serie di infortuni infinita e ora finalmente vede la luce in fondo al tunnel. Attendiamo giustamente coach Gambarotto che va a festeggiare e vediamo se riusciamo anche a intercettare coach Roberto Sacchi di Bolzano. Urlo a centrocampo per Ponzano e c'è coach Gambarotto che ci aspetta qui. Bellissimo, era da tanto che non si vincevano 7 sconfitte consecutive, le ultime prestazioni erano state sicuramente positive, finalmente è arrivata anche la vittoria
che è significativa e importante anche in chiave classifica. Sì. Che forse dalla prossima potrebbe già dare qualche minuto in campo. Credo che però anche a livello in palestra in allenamento sia un elemento importante. Non ho mai voluto utilizzare l'alibi degli infortuni per le sconfitte, perché in alcune occasioni sicuramente ci sono mancati dei riferimenti, in altre occasioni avevamo comunque costruito delle vittorie che poi non abbiamo concretizzato. È chiaro che come si alza il livello di allenamento, automaticamente possiamo alzare il livello di gioco durante le partite e questo sicuramente ci aiuterà per le prossime settimane. Grazie coach, il girone di ritorno è iniziato alla grande, andiamo a festeggiare. Vediamo se coach Roberto Sacchi ci concede un'intervista, eccolo che sta arrivando. Buonasera coach, grazie per concederci questa intervista. Partita bellissima da vedere, grandi emozioni, strappi da una parte all'altra, alla fine ha vinto Ponzano dopo tante sconfitte, è arrivata anche una gioia. Non perché sono amici o perché ci conosciamo da tanto, prima cosa faccio complimenti a loro, come ho detto prima della partita penso sia stata la squadra più sfortunata del mondo, perché l'abbiamo vista all'andata e non erano quelle, pian pianino stanno recuperando tutte e quando avranno anche Pertile poi creeranno problemi a tutti, è un'ottima squadra e noi siamo in un momento chiaramente non favorevole, riusciamo a giocare per 25-30 minuti e poi abbiamo dei cali incredibili che non riusciamo a capire. E poi oggi eravamo veramente contate, ma questo Ponzano l'ha fatto per mesi, quindi bravi loro, non devo stare qua a piangere, però non possiamo permetterci questi cali, soprattutto in partite del genere. Più volte, come hai detto, abbiamo fatto strappi da una parte e dall'altra e nei momenti cruciali c'è sempre stata quella palla che poteva cambiare l'inerzia e erano sempre decisa loro come prenderla, quindi ripartiamo. Adesso abbiamo due sfide casalinghe difficilissime, Mantova e Udine, però a questo punto la classifica è cortissima, bisogna guardare dietro perché siamo lì, però dobbiamo prima di tutto guardare a noi e non concedere e commettere tutti questi errori. Quindi rifaccio i complimenti a Ponzano, torniamo in palestra e rivediamo i soliti errori che commettiamo per cercare di, nei momenti che contano, provare a girare la partita in un certo modo. Grazie coach, in bocca al lupo per il girone di ritorno. Finisce quindi con una vittoria 72-60 per Ponzano questa prima giornata di ritorno e noi ci rivediamo prossimamente.